ragazzi che saranno presentati forse durante la serata. Volevamo fare un dibattito aperto partendo dall'esperienza cubana, l'esperienza cubana in quanto a salute pubblica, in quanto a umanità, in quanto all'aspetto sociale che si porta avanti nel nostro paese e che purtroppo, non dico solo qua in Italia ma anche in tanti paesi, non si guarda della stessa forma. Questo lo abbiamo potuto constatare nel decorso di questa situazione del coronavirus. Ci siamo trovati in mezzo a una crisi che non è stata possibile quasi gestirla umanamente e pensiamo un pochino come paese, qualsiasi paese dell'Europa non ha potuto gestire questa situazione, e se guardiamo l'esempio di Cuba, non perché sia cubano, non dobbiamo insegnare niente a nessuno, però comunque un occhio possiamo darlo del modo che si gestisce queste situazioni impreviste. Vuol dire che ci sono stati molti investimenti fatti nell'ordine della salute, nell'ordine della ricerca, e questo ha portato che situazioni come questa imprevista, del momento un paese come Cuba si trova con 88 morti o una gestione più, diciamo, seria, una gestione più seria di queste situazioni. Per parlare di questo, per dibattere di questo, per argomentare di questo, abbiamo invitato questa sera 3 ospiti che sanno di Cuba tanto e di Latino America e del resto del mondo, che ci possono argomentare e fare riflettere. Il console della Repubblica di Cuba a Milano, Gianni González, Marco Papaci, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Italia-Cuba, Rodrigo Díaz, presidente dell'Associazione nel Veneto dei Latinoamericani e presidente del Festival Internazionale Latinoamericano a Trieste. Angela, cognome? Dell'Angela, segretario regionale del Partito Comunista Italiano nel Veneto. Abbiamo Paolo Righetti. Sì, Paolo Righetti, PCF in Veneto. CGL. Paolo Righetti, responsabile regionale della CGL nel Veneto. Chiuderà la serata benvenuto, che tutti conosciamo. E in contumacia il compagno Gregorio Piccin, che ha avuto un problema, un lutto in famiglia, che ci ha mandato un intervento che poi io leggerò. Diamo la parola al nostro console. Sí, buenas noches a todos. Voy a hablar en español, me siento mucho más cómodo parlando in spagnolo. Voglio parlare in spagnolo, quindi preferisco, e io farò da traduttore. ¿Hay algún problema con eso? C'è qualche problema? Gracias. Sí, bueno, primero que todo agradecer sobremanera la invitación a esta actividad. Innanzitutto voglio ringraziarvi per l'invito a questa iniziativa. También agradecer, ¿no?, todo el grupo que me acompaña acá. Sé que son personas realmente dignas, ¿no?, de tener a mi lado hoy acá. Ed è un piacere avere delle persone così importanti e degne al mio lato. Y también agradecer sobre todo la oportunidad hoy
e avere l'opportunità oggi de poder hablar un poco o una parte de lo que es Cuba. e di poter parlare oggi di quello che è Cuba, o perlomeno una parte di quello che è Cuba. Una de las partes más hermosas que tiene nuestra revolución y nuestra Cuba es la ayuda humanitaria. Una delle parti più meravigliose, più gloriose della nostra Cuba, che è l'aiuto umanitario. Una ayuda humanitaria que es prácticamente consustancial a nuestro proceso revolucionario de 60 años. È un aiuto che va, è la parte più sostanziale, più sostanziosa, che è la storia, che fa parte della storia della nostra rivoluzione da 60 anni a questa parte. Y que no se limita simplemente a la ayuda que estamos ahora dando con el COVID. E non è solamente l'aiuto che abbiamo dato oggi per la pandemia del Covid-19. La primera ayuda humanitaria o colaboración solidaria de Cuba data del año 63. Il primo aiuto solidario di Cuba è stato nell'anno 1963 En Argelia. in Algeria. Posteriormente hemos estado en más de 164 países y más de 400.000 médicos cubanos han prestado ayuda a lo largo del mundo entero. Successivamente siamo stati in 163 paesi e abbiamo inviato oltre 400.000 medici in tutto il mondo. Es una ayuda en la cual, como igual que hemos hecho con Italia y cuando vino acá la Brigada Médica, simplemente el objetivo principal es dar nuestro corazón, salvar vidas, sin nada, otra cosa cambia. L'unica cosa che abbiamo voluto offrire non solamente all'Italia, come è successo con le due brigate che sono arrivate, ma in tutto il mondo, è offrire il nostro cuore, il nostro aiuto umano. En este caso, en las dos brigadas de Italia, fui testigo directamente de ambas brigadas porque vinieron hacia el norte de Italia. Nel caso dell'Italia sono stato testimone del lavoro che hanno svolto qua in Italia, in particolar modo nel nord Italia, a Crema e a Torino. Sono stato testimone del lavoro che hanno fatto. Efectivamente, en Crema, increíblemente, es decir, después que la brigada médica estuvo en Crema, Crema se convirtió en algo bien importante para Cuba. Les puedo confesar que antes nadie sabía en Cuba que existía Crema. Lo dico anche con un po' di emozione, a Cuba non si conosceva minimamente che cosa fosse crema. Crema uno può immaginare, a Cuba della crema si può immaginare un dolce o qualcosa del genere. Successivamente adesso Cuba conosce che cos'è crema grazie al lavoro che hanno svolto i medici cubani, la grande opera umana e non solamente dal punto di vista sanitario che hanno svolto i medici cubani in questa città lombarda. Y créanme, realmente que después de esa brigada la visión de Crema cambió también sobre Cuba. E successivamente, dopo il lavoro svolto dai medici cubani a Crema, la visione dei cittadini cubani di Crema su Cuba è completamente cambiata. No solo vinieron a darle amor a Crema, sino también a salvar vidas. Cuando la brigada regresó, se podían ver las lágrimas de todos los ciudadanos de Crema agradeciendo la ayuda cubana. Non hanno portato solamente amore, ma hanno salvato vite, e questo si è potuto vedere il giorno che la brigata medica cubana è tornata a Cuba. Tantissimi cittadini di Crema piangevano, avevano le lacrime agli occhi nel vedere i medici cubani che tornavano nel proprio paese. Y lo mismo que pasó con Crema pasó en Torino. Y nuestra brigada también en Torino creó un precedente no solo para la relación bilateral entre ambos países, sino también entre los pueblos de Italia y Cuba. E successivamente la stessa cosa è successa a Torino, dove si è creato proprio un rapporto di fratellanza tra la popolazione, tra il popolo di Torino e i medici cubani. Veramente si sono creati legami indissolubili. Y nosotros sobre todo esperamos que esa colaboración no solo se limite a este momento tan triste para todos, sino también que llegue mucho más allá. En muchos de los hospitales que visitamos, el intercambio con las autoridades italianas, tenían mucho interés de conocer más el sistema de salud cubano, cómo aprender más de nuestro también sistema de salud. Noi auspichiamo che non si fermi solamente alla collaborazione e all'aiuto che hanno dato i medici cubani,
auspichiamo che questo possa andare oltre, quindi creare legami di rapporti tra la sanità italiana e la sanità cubana, quindi tra gli ospedali italiani e gli ospedali cubani, perché c'è una grande differenza sostanziale tra la prevenzione cubana e la cura italiana. Sobre todo se aprendió mucho, es decir, la tecnología por supuesto que tiene Italia, nosotros ni soñar con ella, ¿no? En cuanto a tener en los hospitales, pero sí la preparación y la capacidad de nuestros médicos era al mismo nivel, pero aprendieron sobre todo los italianos más que el intercambio como tal con nuestros galenos, fue el hecho de cómo nuestros galenos trataban directamente, es decir, tocar al paciente, darle esa noción de amor, y se dieron cuenta que eso es fundamental en cualquier tratamiento médico. È chiaro che la differenza dal punto di vista tecnologico esiste ed è reale e si può toccare, ma il rapporto umano, il rapporto diretto, l'amore che hanno visto i medici cubani trattare i pazienti italiani è completamente differente. Il rapporto umano, il paziente non è un numero, il paziente è un essere umano. Questo i cittadini italiani lo hanno potuto constatare sulla propria pelle, e questa è stata la grande differenza. Da questo punto di vista non c'è stata nessuna differenza. Noi abbiamo dato il nostro amore e vi posso dire, e vi può dire perché lui lo ha vissuto personalmente, che è stato molto apprezzato, che c'è una grande differenza da questo punto di vista. Non è un numero, ma è un essere umano. Sin embargo, también queremos agradecer de todo corazón a las autoridades italianas y sobre todo también a los ciudadanos italianos el amor que dieron hacia nuestros médicos. Nuestros médicos se sintieron como en casa. Caminaban por las calles de Torino, por las calles de Crema, y todo el pueblo los aplaudía. Es decir, un gran amor y una gran acogida. Eso lo queremos agradecer realmente. Vogliamo ringraziare comunque le istituzioni cubane e anche il popolo, e le istituzioni italiane e anche il popolo italiano, perché dovunque passeggiavano i medici cubani, ogni volta sia a Crema che a Torino hanno ricevuto grandissimi applausi. Io ho visto delle immagini, in particolar modo a Crema, sfilare per il centro di Crema i medici cubani e una onda di persone applaudirli mentre andavano nella piazza principale, nella piazza Garibaldi di Crema, e vedere applaudire questi medici che sono venuti da un'isola così distante per accudire il nostro popolo. Questa è la cosa che rende orgogliosi questo popolo. Sin embargo, todo esto lo hemos hecho en medio de un recrudecimiento brutal del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. E tutto questo l'abbiamo fatto nonostante il rafforzamento del blocco da parte degli Stati Uniti contro Cuba. Nunca ninguna administración antes de los Estados Unidos había recrudecido tanto el bloqueo hacia Cuba como la administración Trump. Nessuna amministrazione aveva mai rafforzato il blocco come l'amministrazione Trump sta facendo oggi nei confronti di Cuba. Han evitado que a Cuba lleguen insumos médicos, nos bloquearon la compra de respiratorios maquinarias para la respiración artificial, una gran donación de una empresa basificada en China, pero con origen norteamericano también de insumos. Estados Unidos la bloqueó en medio de esta pandemia, es decir, no nos ha llegado ningún insumo por parte de muchos países debido a que Estados Unidos la ha bloqueado. Nessun medicamento è potuto aggiungere a Cuba, neanche i respiratori. In un momento così difficile gli Stati Uniti, anche macchinari cinesi che avevano comunque sia del materiale americano, sono stati bloccati, quindi Cuba si è trovata a non poter importare nulla in un momento così difficile della pandemia del Covid-19 per colpa del blocco degli Stati Uniti. Sin embargo, no solo hemos logrado controlar de manera eficiente la pandemia en Cuba, sino también que hemos enviado brigadas médicas, más de 30 brigadas médicas a más de 70 países del mundo. E nonostante tutto, è abbastanza facile da capire, nonostante tutto, nonostante questo criminale blocco,
siamo riusciti a mandare 30 brigate in diversi paesi Más de del 30 mondo. brigadas. Più di 30 brigate in diversi paesi del mondo. En este momento también tenemos ya un candidato vacunal. Es decir, ya Cuba tiene ya produciendo prácticamente la primera vacuna para el COVID. E in questo momento Cuba ha il primo vaccino. Cuba ha, ripeto, Cuba, una piccola isola di 11 milioni di abitanti, ha il primo vaccino contro il Covid e già lo stanno sperimentando sulle persone. E si chiama Soberana, che in italiano significa sovrana. Sin embargo, con este bloqueo lo que quieren siempre, durante más de 60 años, ha sido doblegar por hambre y desesperación nuestro país, y eso no lo lograrán. No lo lograrán porque podrán haber no solo un bloqueo, podrán haber miles de bloqueos, y ese bloqueo jamás, jamás, jamás quebrantará la voluntad firme del pueblo de Cuba de seguir teniendo una sociedad libre, independiente y próspera. Vabbè, non riusciranno a piegarci perché noi siamo un paese libero e sovrano. Né blocco né tempeste potranno fermare la nostra rivoluzione. Y sepan que en cualquier momento que necesiten ayuda de Cuba, la van a tener, porque somos un pueblo humanitario y siempre lo vamos a brindar. Y pueden contar con Cuba no solo por el COVID, podrán contar con Cuba para cualquier situación que tengan de ahora en adelante. Gracias. Potete contare su Cuba, non solamente in caso come è successo con la Covid, ma per qualsiasi cosa, perché Cuba è un paese solidale. Grazie. Grazie Gianni. E allora ripresentiamo a Marco Papaci, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Italia-Cuba. Allora, buonasera a tutti, sono il vicepresidente dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, un'associazione che nasce nel 1961 quando Cuba è aggredita a Playa Quirón. Siamo un'associazione che ha circoli in tutto il territorio nazionale, da nord a sud, con circa 4.000 iscritti. E quando si parla di Cuba tutti noi abbiamo le immagini in bianco e nero del trionfo della rivoluzione cubana del 59, con Fidel che scende dalla Sierra Maestra insieme al Che, a Camillo. E Cuba in questi anni è cambiata moltissimo e io credo che sia importante quando si parla di Cuba di parlare di dati e a me piace parlare di dati. E quindi vorrei un attimino ricordarvi che cos'è oggi Cuba e quindi mi sono stampato alcuni dati che vorrei leggervi. Sono dati, uno potrebbe dire ma sono di parte, no, sono dati che vengono dalla FAO, che vengono dall'ONU, sono dati che potete trovare tutti quanti sulle reti sociali, su internet, oggi sono facilmente reperibili. E allora per quanto riguarda le brigate mediche ne ha già parlato il console e io vi dirò semplicemente alcuni dati. Le missioni mediche di Cuba cominciano il 21 maggio del 63 in Algeria, lo aveva già detto, sono più di 400.000 i medici e il personale sanitario che hanno collaborato nelle missioni internazionali, 164 paesi hanno beneficiato dell'aiuto sanitario cubano, 2 miliardi di visite sono state effettuate dall'inizio delle missioni, 14 milioni di interventi chirurgici sono stati effettuati gratuitamente. Il tasso di mortalità neonatale su 1000 abitanti entrambi i sessi nel 2018, Cuba 2,1, Cile 4,9, Stati Uniti 3,5, Italia 2. Posti letto in ospedale su 1000 abitanti nel 2013, Cuba 51, Cile 22, Stati Uniti 29, Italia 34. Densità di medici su 1000 abitanti nel 2018, Cuba 8,42, Cile 2,59, Stati Uniti 2,6, Italia 3,97. L'istruzione a Cuba. Secondo la Banca Mondiale nessun sistema scolastico latinoamericano, con l'eccezione di Cuba, rientra nei parametri mondiali di alta qualità.
Fra il 59 e il 61 la campagna di alfabetizzazione voluta da Che Guevara e da Fidel Castro ridusse l'analfabetismo dal 20% al 3%. Come dal rapporto delle Nazioni Unite ad oggi, Cuba si trova al primo posto nella lista dei paesi per tasso di alfabetizzazione, l'Italia è al 54esimo posto. A Cuba si contano circa 50 università in tutto il territorio nazionale. Fino al 2018 Cuba contava 10.717 edifici scolastici. Cuba dedica circa il 23% del budget statale, il 10% del PIL al settore dell'istruzione. Gli USA si trovano al 65esimo posto, l'Italia al 120esimo posto. Nel 1999 è stata fondata la Scuola Latinoamericana di Medicina, la ELAM, che in 20 anni ha formato 29.749 medici provenienti da 115 nazioni. I numeri potete trovarli, non sono invenzioni mie, basta digitare su internet questi dati. I danni del blocco degli Stati Uniti a Cuba. Ad oggi circa il 70% della popolazione cubana è nata sotto il blocco imposto dagli Stati Uniti. Dal 1992 al 2019 il blocco è stato condannato 28 volte dalle Nazioni Unite. La maggior parte dei paesi del mondo, compresi quelli dell'Unione Europea, si sono schierati a favore della sua cessazione. 12 ore di blocco equivalgono a tutta l'insulina annuale necessaria a 64.000 pazienti cubani. Fino al 2018 il blocco ha causato a Cuba la perdita di 922 miliardi di dollari. Potete immaginare che cosa poteva aver sviluppato Cuba senza il blocco degli Stati Uniti. Passo a leggere dei dati al volo. Un gran numero di aziende o banche sono state sanzionate per aver intessuto relazioni economiche e finanziarie con Cuba, anche banche italiane. 5 minuti di blocco equivalgono al costo della costruzione di una casa con 2 stanze. Non è un blocco, è una guerra. Ne prendo un altro a caso. Il terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba non è un'invenzione. Il 4 marzo del 60, poco meno di un anno dal trionfo della rivoluzione, esplode una nave, la Cuvre, nel porto della Havana provocando 101 morti e 400 feriti. Il 19 aprile del 61 un gruppo di mercenari addestrati dalla CIA cerca di invadere Cuba a Playa Girón. Nel 62 la CIA introduce la malattia Newcastle che provoca la morte di più dell'80% della massa avicola e nel 72 il virus della febbre suina obbliga a sacrificare 500.000 di maiali. Tra il 59 e il 2020 sono stati oltre 500 gli atti terroristici messi in atto contro obiettivi cubani in territorio statunitense. Il 6 ottobre del 76 2 bombe esplodono in volo e durante il volo dell'aereo della compagnia cubana di aviazione CU-455, uccidendo tutti i passeggeri, tra cui l'intera nazionale giovanile di Scherma. Tra il 79 e l'81 la CIA introduce 4 epidemie che danneggiano persone e coltivazione: congiuntivite emorragica, dengue, ruggine della canna da zucchero e muffa azzurra del tabacco. Durante l'epidemia di dengue emorragico in cui muoiono 101 bambini, gli Stati Uniti negano la possibilità di acquistare i medicinali necessari. Dal 78 al 99 si scoprono sull'isola 13 virus tropicali modificati geneticamente in laboratorio. L'emittente Radio Martì, con sede negli Stati Uniti, trasmette legalmente ancora oggi nell'etere cubano incitando all'odio, al sabotaggio e al tradimento della patria. 638 sono stati i tentativi di attentato contro il comandante Fidel Castro. E per ultimo, in uno dei numerosi attentati terroristici ai danni del turismo cubano, nell'estate del 97 una bomba esplode all'hotel Copacabana uccidendo un nostro connazionale, Fabio Di Celmo. Mi fermo qua per dirvi che quest'isola paga dal 1° gennaio del 59 aver fatto una rivoluzione,
sotto il naso degli Stati Uniti, e questo gli Stati Uniti non potranno mai perdonare, una rivoluzione socialista sotto il naso degli Stati Uniti. Perché siamo solidali con Cuba? Perché una piccola isola di 11 milioni di abitanti è riuscita a tenere fronte a schierarsi e a prendersi anche gioco di una potenza, della potenza più grande degli Stati Uniti. Socialista, non socialista, è una isola che ha avuto il coraggio di dire no, noi scegliamo un modo diverso di vivere, non vogliamo essere sottomessi. Grazie. Grazie Marco, gentilissimo, e dopo parole che ci emozionano, almeno noi cubani. E presentiamo adesso a Rodrigo Díaz, presidente dell'Associazione Regionale dei Latinoamericani del Veneto e presidente del Festival del Cinema Latinoamericano del IESE, direttore. E vediamo poco tempo perché sennò... Sì, infatti io avevo chiesto un paio di ore, però non mi sono stati concessi. Se gli amici di quel tavolo lì sono più attenti, penso che un po' tutti il resto gradiscono il rispetto di ognuno. Perché siamo oggi per scambiare più punti di vista, perché non tutti la pensano uguali, ma è la bellezza della democrazia che deve essere un patrimonio della sinistra, perché il resto non si riconosce nella democrazia. Io sono un cileno e abbiamo pagato anche noi per ribellarci, io non direi come dire, alla realtà che ci hanno imposto nel continente. Il governo del presidente Allende è stato sicuramente il sogno utopico più bello che poteva concepire la mente umana. Più democratico del presidente Allende, e qui c'è un compagno della CGIL regionale. Io sono stato responsabile internazionale per molti anni della CGIL regionale e posso dire che da noi, le dico agli amici del secondo tavolo, abbiamo poco da imparare in democrazia. In Cile il segretario generale del sindacato veniva eletto dalla gente. In Italia abbiamo scoperto che dopo il congresso provinciale si perde la volontà del dipendente di base. Non solo in CGIL, ma in CISL e in qualsiasi sigla sindacale e in qualsiasi paese europeo. Dopodiché, come dire, abbiamo dovuto adeguarci a una realtà in cui hanno preteso di insegnarci cos'è la democrazia. E la democrazia in Cile, come diceva il presidente Allende diceva: cari cileni, la democrazia non si delega come nel secondo tavolo, ma la democrazia si vive. E nel viverla ognuno è responsabile. Dopodiché non possiamo lamentarci che appare un Salvini o appare non so chi, no? Perché è frutto della disattenzione, della non cultura, della non informazione, del lasciarsi stare. Intanto ognuno pensa a se stesso. E nella realtà latinoamericana il problema della democrazia non è secondario, perché viviamo in una condizione di capitalismo dipendente, quindi la felicità della gente non dipende da noi, ma dipende da altri che decidono anche per noi. Infatti nelle elezioni di Trump a novembre dipenderà molto la felicità dei latinoamericani, dipenderà la sorte dei venezuelani, dei nicaragüensi, ma anche degli equatoriani, ma anche dei boliviani, ma anche degli argentini, che hanno avuto un presidente come Macri che adesso se la spassa
a Ginevra e in Svizzera, mentre i suoi stanno a protestare in macchina, perché in Argentina si contesta la quarantena in macchina, con il vetro della macchina abbassato levemente e tirando fuori una bandiera argentina. Argentina perché devono far finta di essere patrioti, in realtà sono i più antinazionali, perché non hanno mai pensato agli interessi del paese. Quindi quando noi vogliamo provocare ci risulta anche facile, perché è talmente scandalosa la realtà del continente, un continente che poi tra l'altro è un appendice di questa parte dell'Europa. Perché se io che faccio il Festival del Cinema Latinoamericano a Trieste, se io esco da Trieste e vado a Cesana, che sta in Eslovenia, me ne accorgo subito che sono in un altro paese. Ma se tu prendi l'aereo, ne fai 20 ore di volo e arrivi a Ezeiza, in Argentina, e se non sai che sei in Argentina, pensi che sei in un qualsiasi aeroporto italiano. Questo è il vincolo tra il continente e questa realtà, e questo paese, perché questo paese ha dato all'America Latina molto, ma molto di più di quanto hanno dato gli stessi spagnoli. Loro hanno lasciato la lingua, perché era una lingua monolitica, perché erano i castigliani che l'hanno diffusa. L'italiano che cosa portò in America Latina? Il dialetto, ognuno i suoi. Mentre hanno potuto fare in Argentina una sintesi, un po' tutti, perché fu la città contenitore, in Brasile i morti di fame del Veneto o del Friuli oppure del Trentino hanno avuto delle terre per cui ognuno era a 5 km dall'altro. Oggi incominciamo a vedere i risultati di una sintesi. Non fu il caso argentino, perché in Argentina per esempio emigrarono gente che stava bene, gente che stava meno bene, ma innanzitutto gente che proveniva da tutte le regioni italiane, per cui il siciliano ha scoperto l'abruzzese, il veneto, il romano, il lombardo, il piemontese, anzi tanti piemontesi, ma tantissimi. E quindi era difficile non produrre una sintesi fra di loro e scoprire che provenivano dalla stessa realtà. Non fu così in Brasile, per cui la gente ha la sensazione che i più italiani sono in Argentina. Non è vero. Il paese che ha più italiani al mondo è il Brasile, e se il codice civile italiano fosse come quello tedesco, che riconosce fino alla quinta generazione, noi avremmo in Brasile fra 52 e 55 milioni di persone che avrebbero diritto alla cittadinanza italiana. Per cui io non posso sopportare la cultura condominiale, perché dire provinciale è troppo grande, condominiale dell'italiano. L'italiano è terribilmente condominiale, nemmeno provinciale, è inconcepibile. Chi vi ha introdotto, chi vi ha fatto digerire, chi vi ha in qualche modo fatto essere così condominiali? È una domanda che mi pongo da 44-45 anni, da quando sono in Italia, perché non la capisco. Quando io vedo che i più bei documentari sugli italiani nel mondo la fanno i latinoamericani, mi domando, ma perché non lo fanno gli italiani? Perché? Perché la cultura condominiale fa sì che la gente pensi che il mondo italiano è questo, al massimo qualche cosa in Francia, in Svizzera, e poi ognuno fa le sue, come in Italia, come in Veneto, che si fanno queste politiche di emigrazione, dove si fa tutto fuorché tirar fuori la memoria. Ci sono province italiane che vantano in senso assoluto nel paese la maggiore emigrazione in assoluto. La provincia di Belluno si spopolò al 70%. E tu come italiano non puoi essere
provinciale, non puoi essere condominiale. Se c'è un paese europeo che dovrebbe essere universale, che dovrebbe essere con una veduta complessiva del mondo totale, è proprio l'Italia. No, dopo i cinesi sono gli italiani coloro che sono più presenti nel mondo. E allora io parlo da cileno che sono qui in Italia dal 74, A no? proposito del cileno che sei in Italia da tanti anni, vogliamo però che tu ci dia l'opinione proprio tua al rispetto di questa situazione del coronavirus, Cuba e te, la visione tua come cileno che da tanti anni abiti in Italia. Allora, in America Latina la tragedia, perché noi abbiamo circa tra 7 e 8 milioni di contagiati, ma in realtà possono essere anche il triplo, il quadruplo, perché in America Latina il disegno neoliberale ha smantellato il sistema sanitario, per cui non c'è un vero, come dire, un vero strumento per poter misurare davvero tutti coloro che sono contagiati. Il continente latinoamericano sarà l'ultimo in risolvere il problema del coronavirus. In America Latina ci sono solo 4 paesi che hanno trattato in un modo serio, rigoroso il problema: i cubani, i venezuelani, quelli del Costa Rica e l'Argentina. Il resto è un disastro per 3 o 4 ragioni semplicissime. La prima è governi che hanno governato il neoliberismo, governi che sono complici di un disegno che ha smantellato il sistema sanitario nazionale, governi che non hanno prestato mai un'attenzione agli esclusi, per cui in una famiglia in cui ci sono 15 persone che vivono in 40 metri quadri, no? Quando uno di loro è contagiato, dove lo metti se non hai pensato prima come Stato a trovare un posto che permetta di poter ricoverarlo? Non c'è, per cui quel personaggio è destinato a contagiare gli altri 14, e questa è la tragedia di un po' tutti i paesi. Ora, non ci sono gli strumenti per poter misurare la dimensione vera. Si pensa che in Messico, che ha circa 61.000 morti e ha circa 600.000 contagiati, quella cifra che consegna il governo di López Obrador rappresenta il 10% della cifra reale in un paese di 120 milioni di persone. È il 10%, non è niente. Anche perché loro sono, come dire, confinanti con il primo paese contagiato al mondo, che sono gli Stati Uniti. Se noi pensiamo al Brasile, con questo messianico presidente che dice dobbiamo tutti morire prima o poi, perché questa è una frase sua, non è una frase mia. Quindi abbiamo in Brasile circa 4 milioni di contagiati e circa 130.000 morti. Si pensa che a ottobre avranno il doppio di tutto, e quindi siccome questa pandemia è la prima che tocca l'economia, perché tutte le altre che abbiamo avuto in questi ultimi anni, quella dei polli, quella, non so, ci sono stati parecchie epidemie in quest'ultimo periodo, l'Ebola, no? Che hanno potuto circolare, non hanno toccato l'economia. Questa pandemia tocca l'economia e quindi tocca il futuro e il presente, perché anche in Italia non si sa cosa succederà una volta che tutte le attività verranno riprese, una volta che le scuole cominceranno a funzionare, una volta che i bambini e i ragazzi andranno in un mezzo pubblico per poter frequentare le scuole. Cioè, è una scommessa enorme, enorme, è gravissima. Ora, in Europa lo stato assistenziale, per fortuna, non è stato smantellato. Abbiamo avuto 1000 critiche da fare in questo ultimo periodo. Abbiamo contestato il taglio alla sanità, la privatizzazione avvenuta in Lombardia. Avete visto adesso in questi anni in questi ultimi mesi cos'è la Lombardia?
no? E meno male che Zaia non ci è riuscito a fare lo stesso, perché il suo disegno era la Lombardia. Per fortuna non è avvenuto, ma se ci fosse avvenuto il Veneto sarebbe come la Lombardia, con la quantità di contagiati e di morti e con la tragedia sociale e con la paranoia nella popolazione, perché poi si innesca il problema della paranoia, che è drammatico. Di questo Rodrigo lasciamo un spazio perché abbiamo poco tempo e vorrebbe parlare il signore Io ne permetterò tra 10 minuti di parlare a lui, però vorrei chiudere, no? Perché respettiamo un pochino i tempi. Io dovrei naturalmente dire due parole su Sarita, che la conosco da molti anni, sempre su questi fronti, per cui è giusto che in primo luogo io possa ringraziare lei per questo invito che mi ha fatto, questa occasione di scambiare un po' con più persone che, come dire, condividiamo o ci siamo nella stessa barca, e io sono per molte ragioni polemico in mille cose, ma fa bene, perché una sinistra che non discute, una sinistra in cui ognuno non possa esprimere la sua, una sinistra che sappia tutelare i valori che giustificano il poter dire sono di sinistra, perché lo dicevo prima mentre mangiavo lì dei gnocchi, il leader della destra che si candida a presidente in Cile dice oggi sono socialdemocrata. Trump diceva ieri che Biden come dire, favorisce la politica della ultrasinistra e del socialismo. Cioè, ci stanno, per dirlo in modo brutale, con scuse, ci stanno sputtanando. Cioè, dobbiamo per primo difendere i valori e i principi che vengono dalla rivoluzione francese e che finiscono nei nostri giorni. Cioè, che cosa siamo noi e che cosa sono loro, che cosa è il capitalismo selvaggio che ci ha dominato in questi anni e che ha fatto tanto danno, e che una robetta che si chiama virus Covid-19 ha messo al nudo. Cioè, come siamo, non è stata la sinistra che ha fatto saltare fuori tutte le contraddizioni del disegno che è in atto, ma è stato un virus che ci obbliga a pensare che lo Stato non può essere sussidiario, deve essere protagonista. Diamo la parola. Grazie. Giorgio Langela, segretario regionale del Partito Comunista Italiano. Questa sera volevo partire da una cosa personale, molto personale, che è successa più di 50 anni fa. Io, quando ero molto giovane, ho abitato in Perù e ho potuto conoscere cos'è Latino America, cosa sono certi stati del Sud America. Sono stato fortunato perché nell'ottobre del 1968 in Perù c'è stato un colpo di Stato di un generale progressista che ha fatto grandi cose, la riforma agraria, la riforma dell'industria, ha fatto delle cose, diciamo, che hanno precorso quello che ha fatto dopo Chavez in Venezuela. Ma vorrei soffermarmi su due aneddoti, diciamo, che mi hanno cambiato profondamente e che hanno fatto sì che quando sono tornato in Italia, oltre a conoscere Benvenuto, perché nel 71 ci siamo conosciuti, quindi pensate quanto siamo vecchi, ma mi ha fatto diventare comunista. La prima è stato un lavoratore, io avevo 14 anni, un lavoratore peruviano che è venuto a trovare me e mio fratello, che eravamo molto giovani, e ci ha domandato una cosa, cioè ci ha dato una missione, in definitiva, da compiere, che è questa. Lui ci ha spiegato che noi europei, noi ragazzini europei,
avevamo l'idea che la libertà fosse quella di poter dire quello che volevamo. E lui ci ha spiegato che in Sud America non funziona così, che in Sud America la libertà sono due cose principali: non morire di fame e saper leggere e scrivere, quindi la cultura, aggiungendo il fatto che a Cuba lo stavano realizzando, perché non c'erano più bambini che morivano di fame, perché il latte veniva dato a tutti, perché tutti erano istruiti, sapevano leggere e scrivere. Questa cosa è stata una scintilla per noi, per me e mio fratello, che ci ha permesso di vedere gli Stati Uniti non più come il paese, il grande fratello del nord, che però faceva della musica bella, c'era stato Woodstock, ci divertivamo con questo, ma che c'era un sistema diverso, possibile nel mondo. E se questo era stato realizzato in una piccola isola dei Caraibi, poteva succedere anche da altre parti. Era il 1969 questo. Dopo c'è stato un altro fatto, una tragedia che ha colpito il Perù, che è stato un terremoto devastante il 31 maggio del 1970, che ha provocato approssimativamente, per difetto, perlomeno 80.000 morti. Quindi una cosa devastante. Intere regioni sono state rase al suolo. Ecco, sapete qual è stato il primo paese a portare gli aiuti? È stata Cuba, che ha portato un ospedale da campo e migliaia di litri di sangue, tra i quali c'era quello del comandante Fidel Castro. Allora, questa cosa è stato ulteriormente per noi, parlo proprio dal punto di vista personale, qualcosa che ci ha fatto crescere, perché abbiamo visto che mentre i paesi capitalisti portavano soldi, prestavano soldi, che dopo dovevano essere restituiti, non si sa come, non si sa quando, ma che strangolavano o tendevano a strangolare l'economia di quel paese, Cuba, un paese che non aveva, in quel momento non aveva neanche relazioni diplomatiche con il Perù, ha portato la vita a quelli che stavano morendo. Non è una cosa da poco togliersi il sangue per portarlo a un popolo. Ecco, questo secondo me mi è venuto in mente questa cosa quando ho letto certi interventi recentissimi di marzo, quando è arrivata la prima brigata a Crema, come diceva il console prima, che ci sono stati dei giornalisti in Italia che minimizzavano la cosa, anzi parlavano male della sanità cubana, la contrastavano, dicevano che non sapevano fare niente, che era pura propaganda, roba del genere. No, compagni e compagni, non è propaganda, è un sistema diverso, un sistema completamente diverso, perché questa è la rivoluzione che hanno fatto a Cuba, quella di esportare non armi, guerra, terrorismo, casomai il terrorismo l'avete ricevuto da parte degli Stati Uniti, ma di esportare la vita, l'uguaglianza, la solidarietà, cioè tutte delle cose che fanno parte delle nostre caratteristiche di comunisti. Quindi io non posso far altro che ringraziare, oltre al governo cubano e alle istituzioni cubane, ma tutto il popolo cubano, perché è una cosa che è stata respirata, secondo me, da tutto il popolo cubano e non ne possono fare a meno. Sarebbe, se venissero qua ad aiutarci chiedendo qualcosa in cambio, sarebbe qualcosa che va contro i loro ideali, ma contro il loro modo di pensare. Ecco, io spero che questo modo di pensare, questo modo di rapportarsi con il resto del mondo possa diventare anche il nostro. Per questo, dico, siamo ancora comunisti,
e lo saremo sempre. Io vi ringrazio perché volevo proprio esprimere a distanza di 50 anni, volevo riuscire proprio a dire grazie, perché a distanza di 50 anni qualcosa è entrato dentro di me e non mi lascerà mai. Grazie Giorgio. Adesso diamo la parola a Paolo. Paolo. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Anch'io parto da un ringraziamento vero, sentito al console, ed è un ringraziamento a tutto il popolo cubano, facendolo al console, perché le 2 brigate sanitarie internazionali che Cuba ha inviato in aiuto qua in Italia durante questo periodo straordinario di emergenza è l'esempio più concreto, più vero, non parolaio, di solidarietà internazionale e di umanità, e fa parte, contraddistingue la storia di Cuba. Non riprendo le cose dette da lui, dette dagli altri interventi, insomma, che lo testimoniano e lo dimostrano ampiamente. Ma questo intervento di solidarietà è anche un intervento che ha richiamato in noi quello che dovrebbe essere un modello di sistema sanitario che dovrebbe contraddistinguere l'organizzazione di un sistema sanitario in Italia così come in tutti i paesi del mondo. Un modello sanitario che negli anni anche qua in Italia abbiamo in qualche modo realizzato con caratteristiche molto simili, ma che in questi anni sta subendo dei processi, dei tentativi di forte regressione, di forte privatizzazione. E parlo del modello universale pubblico, di un sistema sanitario pubblico e universale, lontano dalle logiche del profitto nella tutela della salute. Parlo di un modello e di un sistema sanitario che ha al suo centro e come elementi fondamentali la prevenzione, l'assistenza nel territorio, il trattare le persone e i pazienti come persone umane e non come numeri, come è stato richiamato prima. È questo un modello che fra l'altro si è dimostrato indispensabile e necessario anche nella straordinaria emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e che stiamo tuttora attraversando. È il modello, l'unico modello che consente di intervenire, possibilmente prevenire, ma comunque gestire nel modo migliore le emergenze sanitarie, le pandemie che non abbiamo ancora superato, che non abbiamo ancora attraversato definitivamente. Ma è il modello che serve anche ed è più efficace per garantire risposte strutturali a bisogni e a patologie crescenti che attraversano questa fase, che attraversano la nostra storia e il nostro momento, perché purtroppo sia rispetto all'invecchiamento della popolazione sia rispetto all'aumento e all'incremento di tante patologie di carattere sanitario, le domande di risposta e di intervento sono sempre più complesse e sono sempre crescenti. Io però vorrei approfittare di questa bellissima discussione per fare alcune riflessioni di carattere generale che però sono fortemente collegate a quello che stiamo dicendo sui sistemi sanitari. La pandemia, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha evidenziato e nello stesso tempo accentuato tante problematiche, tante criticità e tante negatività che da tempo si stanno manifestando nel nostro paese come un po' in tutto il mondo. Criticità e negatività sul piano climatico, sul piano ambientale, sul piano produttivo, che poi si riflettono anche sul piano sanitario e sul piano sociale. E soprattutto hanno evidenziato la forte relazione, il nesso strettissimo che c'è fra queste criticità. Lo sfruttamento del patrimonio naturale,
l'inquinamento dell'atmosfera, le emissioni inquinanti, le attività produttive inquinanti che sono sempre di più, gli allevamenti e le coltivazioni iperintensive, sono i fattori e le cause principali degli eventi climatici estremi e delle pandemie, delle emergenze sanitarie che in modo sempre più frequente e con effetti sempre più intensi stiamo vivendo da parecchio tempo, nel mondo, in Italia e anche nel nostro Veneto, aggiungo, perché purtroppo abbiamo vissuto tante di queste esperienze anche nel periodo recente. E questa pandemia ha messo in evidenza anche le diseguaglianze, il livello inaccettabile di diseguaglianza che c'è sul piano sociale, la carenza delle risposte dei sistemi sanitari e dei sistemi di protezione sociale. E queste diseguaglianze che esistevano già prima sono diseguaglianze che portano a subire in modo più pesante per le fasce sociali più deboli e più fragili anche gli effetti di questi eventi e di queste situazioni, perché hanno meno strumenti per reagire e per gestire queste situazioni. E allora tutto questo, e lo dico come CGIL, insomma come riflessione generale, complessiva rispetto alle prospettive future che come CGIL stiamo facendo, ma che penso accomuni molte delle forze politiche che si richiamano a un'idea, una visione di progresso, insomma di equità, porta a dire che serve un nuovo modello di società e un nuovo modello di sviluppo. Un nuovo modello di società, un nuovo modello di sviluppo che sia fondato sulla tutela dell'ambiente e del territorio, che sia fondato sulla riconversione green della produzione, dei servizi, delle infrastrutture, che sia fondato sul ripristino e il rafforzamento di sistemi pubblici e universali di istruzione, di tutela della salute e di protezione sociale. E ovviamente per andare in questa direzione è, qualcuno lo diceva già prima, estremamente importante e fondamentale una nuova centralità del pubblico, delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni pubbliche, per governare e orientare questi processi e soprattutto per utilizzare e indirizzare le risorse, anche quelle economiche, che sono tante e che si possono recuperare maggiormente anche da chi ha di più nel tessuto sociale, verso questa direzione. Io penso che sia questo il vero scontro e la vera sfida che sia aperta a tutti i livelli globali, a livello mondiale, a livello europeo, a livello italiano e anche in questa regione, rispetto a come utilizzare le risorse che ci sono, che si stanno stanziando, verso quale direzione, verso quale idea di società. E penso che dobbiamo fare il possibile per far prevalere la logica del bene comune, del bene collettivo, rispetto alla logica del profitto e del privato. E rispetto a questa dimensione, siccome è uno scontro, una sfida che si gioca a livello globale, è altrettanto importante il tema della cooperazione internazionale. È altrettanto importante la capacità di costruire il massimo di convergenze possibili verso questa idea e questo modello di società, contrastando invece quello che purtroppo sta riemergendo con forza: logiche imperialiste, logiche neocolonialiste e conflitti geopolitici che portano anche a un incremento fortissimo degli armamenti, della logica degli armamenti e della gestione delle complessità, delle contraddizioni, una logica di conflitto e di contrapposizione e non una logica di bene collettivo e di bene comune. Grazie a tutti. Adesso passiamo la parola a Giuseppe che leggerà un intervento di Gregorio Piccini che purtroppo non sta ad essere presente. Mi sentite? Non si sente più? Voce, eccolo qua.
Indegnamente leggerò un intervento del compagno Gregorio Piccin, responsabile pace del partito della Rifondazione Comunista, che non ha potuto essere presente per un lutto grave e si scusa, e a noi dispiace e siamo solidali con lui. Volevo solo dire una cosa prima: Sara non ha detto che è candidata per le elezioni regionali con noi, con la lista Sinistra Ambiente e Lavoro, e noi l'abbiamo chiesto di essere candidata perché è cubana, è cittadina italiana e rappresenta, come dire, la comunanza di ideali fra Cuba e la nostra lista. Poi è giusto che uno abbia del pudore, ma io ci passo sopra. Allora, Cuba è un paese per cui proviamo un amore smisurato. Cuba è un faro, un esempio concreto del miglior socialismo. Nonostante i tentativi di invasione, gli attacchi terroristici, le minacce costanti ad un blocco economico che continua a mantenere quell'isola sotto una cappa odiosa e criminale, Cuba è un paese che ancora oggi, nel 2020, riesce brillantemente a porsi come esempio di giustizia sociale, di pace e solidarietà tra i popoli e di lotta ai cambiamenti climatici. Ricordo che 28 anni fa, era il 1992, quindi ben prima di Greta Thunberg e del movimento Fridays for Future, la cui esistenza oggi è sicuramente un fatto positivo, Fidel era a Rio de Janeiro al Summit della Terra, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente indetta dall'ONU. In quella cornice pronunciò un discorso profetico, testualmente: un'importante specie biologica rischia di scomparire per la rapida e progressiva liquidazione delle sue naturali condizioni di vita, l'uomo. È necessario segnalare che le società consumiste sono le più grandi responsabili della terribile distruzione ambientale. Si sono originate dalle antiche metropoli coloniali e dalle politiche imperialiste che a loro volta hanno generato l'arretratezza e la povertà che oggi affliggono la stragrande maggioranza dell'umanità. Con solo il 20% della popolazione mondiale, le società consumiste esauriscono i 2/3 dei metalli, i 3/4 dell'energia prodotti nel mondo, hanno avvelenato mari e fiumi, hanno contaminato l'aria, hanno indebolito lo strato di ozono causandone il buco, hanno saturato l'atmosfera di gas che alterano il clima con le conseguenze catastrofiche che già iniziamo a subire. Non si può impedire lo sviluppo a chi ne ha più bisogno. La realtà è che tutto ciò che oggi contribuisce al sottosviluppo e alla povertà costituisce una flagrante violazione dell'ecologia. Se si vuole salvare l'umanità da questa autodistruzione, bisogna distribuire meglio la ricchezza e le tecnologie disponibili sul pianeta. Meno lusso e spreco in pochi paesi per ottenere meno povertà e fame in gran parte della terra. Basta egoismo, basta egemonie, basta insensibilità, irresponsabilità e inganno. Domani sarà troppo tardi per farci carico di ciò che avremmo dovuto fare già da molto tempo. Questo Fidel. La grande lezione che ci arriva dal discorso di Fidel a Rio de Janeiro 28 anni fa e che ancora purtroppo stenta a essere recepita è che questione sociale, ambientale e pace sono indissolubilmente legate. Non è possibile trattarle a compartimenti stagni poiché sono tutte una conseguenza diretta del modo di produrre e consumare che oggi è dominante. Superare questo modo di produrre e consumare implica certo un salto evolutivo, ma questo salto evolutivo sarà l'unico in grado di garantire la sopravvivenza della nostra specie. E da questo punto di vista Cuba, col suo ecosocialismo del XXI secolo, marcia spedita molto avanti a noi. Altra questione cruciale per la sopravvivenza della specie umana, su cui vale la pena tracciare un parallelo tra la coerenza di Cuba e la responsabile cialtronaggine e subalternità del nostro paese e dei suoi governi, è la corsa agli armamenti nucleari. Questo tema è pressoché scomparso dal dibattito pubblico e questo fatto gravissimo può dare adito all'idea che il problema sia inesistente o sfumato. La realtà è ben diversa. Gli scienziati che si occupano di questo problema esistenziale per la nostra specie umana si ricordano costantemente che siamo prossimi alla cosiddetta mezzanotte nucleare, ossia quel momento per cui a causa di un incidente o di una escalation l'umanità potrebbe essere trascinata nell'ecatombe definitiva. Mentre Cuba è stata tra i paesi che hanno negoziato nel 2017 presso le Nazioni Unite il trattato per la messa al bando definitiva delle armi nucleari
e lo ha ratificato nel 2018, l'Italia, cagnolino al guinzaglio della NATO e degli Stati Uniti, si è rifiutata di fare altrettanto. In tutto questo il nostro Paese non è un soggetto neutrale, come potrebbero far pensare le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso 9 agosto in occasione del 75° anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki. L'Italia è parte attiva in questa partita, in aperta violazione del trattato di non proliferazione nucleare, questo sì già sottoscritto e firmato, partecipa al nuclear sharing della NATO, che comporta da una parte l'addestramento degli aerei Tornado al bombardamento nucleare e dall'altra la disponibilità ad ospitare sul nostro territorio decine di testate nucleari, per esempio ad Aviano e a Ghedi. Anche per questi motivi, Rifondazione Comunista si è unita all'appello di Pax Christi e dello stesso Papa Francesco affinché il governo intraprenda un'azione per arrivare a firmare e ratificare il nuovo trattato per l'abolizione definitiva delle armi nucleari voluto dall'ONU, come hanno già fatto Cuba e decine di altri paesi. Non solo abbiamo detto che coerentemente con questo obiettivo l'Italia deve smettere di addestrare i propri Tornado, scusatemi, dicevo, non solo abbiamo detto che coerentemente con questo obiettivo l'Italia deve smettere di addestrare i propri Tornado al bombardamento nucleare, deve uscire dal nuclear sharing della NATO e deve liberarsi immediatamente delle testate nucleari restituendole al loro legittimo proprietario, ossia gli Stati Uniti. Il ministro della difesa Guerini ha recentemente affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono pilastri della nostra sicurezza. La realtà è evidentemente completamente rovesciata. Stati Uniti, NATO, neocolonialismo di marca anche europea, sono il pilastro della destabilizzazione della corsa agli armamenti globali, sono la causa principale delle guerre scatenate anche nel vicino Oriente e in tutto il Mediterraneo e causa dell'esodo di questa umanità sofferente che oggi bussa alle nostre porte. Il solo fatto di ospitare sui nostri territori installazioni strategiche statunitensi, anche nucleari, trasforma tutti noi, nostro malgrado, in obiettivi strategici. Il nostro futuro è pesantemente ipotecato da questa presenza perché diveniamo obiettivo di ritorsioni per nemici che non sono i nostri. L'Italia non ha bisogno di nemici, ha bisogno di pace e di cooperazione con gli altri paesi. E invece sono 30 anni ormai, a partire dalla partecipazione alla prima guerra del Golfo del 91, che l'Italia è un paese belligerante, senza se e senza ma, nonostante non sia mai stato minacciato da nessuno. Abbiamo professionalizzato le forze armate per trasformarle in un moderno corpo di spedizione allineato con gli standard neocolonialisti occidentali. Spendiamo 70 milioni di euro al giorno per queste forze armate che quando ci sono terremoti, alluvioni, frane, grandi incendi o pandemie al massimo si trasformano in poliziotti supplementari senza dare un contributo massiccio e tangibile alla risoluzione tempestiva delle crisi. Con Leonardo, ex Finmeccanica, siamo nella top 10 globale dei mercanti d'armi ed ormai senza più pudore sia ministri degli esteri e della difesa che amministratori delegati dichiarano che l'industria militare è uno strumento della nostra politica estera. E infatti forniamo senza remore le basi tecniche per alimentare le peggiori aggressioni militari e le conseguenti devastanti crisi umanitarie. Le responsabilità di guerra, dirette e indirette del nostro paese, sono già incommensurabili. Rifondazione su tutto questo non molla e non mollerà, perché questione sociale, ambiente e pace sono questioni che stanno tutte insieme in un unico progetto e perché l'Italia ha bisogno di un salto strategico nella sua politica estera e industriale e ha tutte le carte in regola per divenire un ponte di pace e di cooperazione nell'area euro-mediterranea. Facciamo come Cuba! Grazie Giuseppe. Per finire, benvenuto, però un attimino che si porta Marco Papacio il messaggio dell'ambasciatrice del Venezuela in Italia. No, velocemente, 28 agosto 2020 ai compagni di Rifondazione Comunista di Padova. Cari compagni, oggi vi vogliamo salutare con speciale riconoscenza per tutte le mostre di solidarietà e per l'impegno continuo a favore del nostro popolo
e delle cause latinoamericane. Oggi, a nome del governo e dell'ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia, vi esprimiamo la nostra gratitudine per accompagnarci in questa lotta che pone l'essere umano e il bene comune come obiettivi primari di ogni azione. Ringraziamo per l'invito alla festa di Rifondazione Comunista sia agli organizzatori sia ai partecipanti, oltre che a Massimo Amad del Circolo Italia Cuba di Padova e a tutti i compagni che oggi prenderanno parte al dibattito. Pochi giorni fa il ministro del Potere Popolare per gli Affari Esteri, Jorge Arreaza, ha dichiarato che l'esaurimento del modello capitalista neoliberista è evidente, sostenendo che il vero multilateralismo non è rappresentato da un'organizzazione internazionale che riflette una specie di unilateralismo collettivo. Proprio per questo unilateralismo ha favorito le sanzioni del blocco finanziario da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, azioni illegali che violano i principi di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, autodeterminazione e sovranità, e hanno un impatto negativo sui diritti umani e sul diritto allo sviluppo fissati dalle Nazioni Unite come priorità per i popoli. Il Venezuela ad oggi possiede più di 30.000 milioni di dollari congelati in banche esteri, denaro che servirebbe ai bisogni della popolazione e all'acquisizione di attrezzature mediche e di cibo. Ciononostante, il governo bolivariano ha ricevuto numerose espressioni di solidarietà da parte di diversi paesi per far fronte all'emergenza sanitaria causata da questa pandemia. Vogliamo ringraziare e riconoscere la nobile missione di Cuba, i cui medici hanno fornito un supporto fondamentale al popolo venezuelano e oggi continuano a combattere e a schierarsi in diversi paesi con dedizione e spirito di solidarietà. Affrontiamo sfide significative. Recentemente il presidente Nicolás Maduro, durante il congresso bolivariano dei popoli, ha fatto appello al recupero dell'Assemblea nazionale del Consiglio nazionale elettorale. Diversi settori del paese hanno unito le forze per indire le elezioni parlamentari del prossimo dicembre come atto di profonda consapevolezza politica e come strumento democratico che apre la strada alla comprensione e al dialogo. La pandemia globale ha permeato l'agenda globale. Come affermato dal nostro ministro degli esteri Jorge Arreaza, l'attuale emergenza deve lasciare nei giovani la voglia di trasformare strutturalmente i sistemi di governo, così come l'organizzazione sociale, politica ed economica dei paesi. I giovani devono imparare a garantire i diritti sociali dei popoli e l'unità della classe proletaria ed è essenziale per raggiungere questo obiettivo. La rivoluzione non finisce, la rivoluzione va approfondita e per mantenere i popoli al potere politico la rivoluzione deve continuare, mai ristagnare o contemplarsi. La rivoluzione non deve mai allontanarsi dalle persone, dalle basi, dai poveri e dai più umili. Veniamo da loro e verso di loro dobbiamo tornare. Tanti auguri e hasta la vittoria siempre. Maria Elena Urso, incaricata d'affari dell'ambasciata bolivariana del Venezuela. Si scusa per non essere presente in questa serata, ma ha detto sicuramente che quando in qualsiasi momento volete invitarla, lei sarà disposta a partecipare. Grazie ancora. E diamo la parola adesso a Paolo Bellundo, nostro candidato. Io volevo ringraziare tutti quanti quelli che sono intervenuti. Mi pare che sia stata una serata particolarmente interessante. Ringrazio naturalmente il console di Cuba, ringrazio anche se non è presente l'ambasciatrice del Venezuela. Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento, questa è una questione fondamentale. Io credo che noi abbiamo titolato questa iniziativa di questa sera Cuba un'altra storia. Noi abbiamo bisogno di un'altra storia. Dentro un mondo in cui si approfondiscono i conflitti e le ragioni del conflitto, geopolitici, sociali, dove l'idea insomma della guerra di tutti contro ognuno è, come dire, l'elemento trainante del pensiero borghese, del pensiero dominante, noi dobbiamo avere la capacità di proporre un'alternativa.
e quello che ci hanno detto i compagni cubani, quello che hanno fatto soprattutto i compagni cubani nella loro storia passata e anche nel recente, credo sia un insegnamento che è un valore fondamentale anche per il futuro. Noi siamo dentro un mondo dove la necessità della solidarietà, della condivisione, del fatto di riconoscerci che siamo un'unica umanità è un elemento fondamentale. E quindi, senza perdere ulteriore tempo, io credo che sia questo il punto fondamentale, sia dell'insegnamento della rivoluzione cubana, l'insegnamento dei compagni e delle compagne che si sono battuti in questi anni contro il tentativo continuo, insistente e ripetuto da parte degli Stati Uniti di soffocare la rivoluzione cubana, perché la rivoluzione cubana è un'altra storia, dice di un'altra possibilità, dice di un altro mondo possibile. A questo noi facciamo riferimento e a questo noi continueremo a guardare, perché pensiamo che se era giusto ieri lo è ancora più giusto per il domani e per il nostro futuro, perché altrimenti il futuro sarà guerra e distruzione. Saluto a tutti.